Sandro verso il numero 7, esattamente Mura, avanza a ventaglio la formazione dell'Atletico Uri, poi l'intervento difensivo da parte dei giocatori bianco-blu che possono ripartire adesso di rimessa qui sulla corsia di destra, esattamente con Cordedu, avanza la formazione mineraria, insidiosissima in attacco, parte traversale, rete! C'è il gol di Meloni, ha messo dentro il pallone da 2 passi, traversale da destra, e Meloni, l'attaccante di Nuoro che veste la maglia del Carbonia, ha messo dentro per il vantaggio della formazione mineraria. Via come ha potuto verso la parte mediana del campo, ancora un batti-ribatti, si gioca adesso sempre sulla tre quarti campo del Carbonia. Buono l'intervento ad opera di Cordedu, cerca di mettere in movimento Gassamà, buona l'apertura verso Gassamà, lo scambio 3-2, ancora Gassamà, sempre sulla sinistra, grande azione del Carbonia, parte il traversale, tiro, rete, c'è il gol del 2-0, grandissima azione con Gassamà che è andato a mettere dentro il gol del 2-0. Il rilancio avvenuto in questo istante, il pallone segnato al di là della linea bianca, si gioca sulla tre quarti campo del Carbonia, la rimessa in gioco è per l'Atletico con Olmetto. Nuovo tentativo, ma i giocatori del Carbonia veramente stanno facendo una guardia incredibile alla difesa, stanno giocando benissimo, cercano chiaramente di interpretare al meglio anche la fase difensiva, finora si sono riusciti per bene. Riprende ancora il gioco con Olmetto, sempre sulla sinistra, il tocco all'indietro verso Cardone. Si intendono molto bene i due giocatori, quindi assegna il pallone verso il centro a Fanta, gioca nella metà campo del Carbonia, lancio in aria, buon controllo, attenzione, gran botta! C'è il gol! Grandissimo gol, controllo e tiro al volo incredibile, dal limite dell'area e chiaramente l'Atletico Uri realizza il gol del 2-1. Per lavorare attenzione perché sta attaccando adesso incessantemente sotto la pioggia battente ed è riuscito a trovare un grandissimo gol dopo un minuto. Pronto alla battuta, il tocco verso il giocatore con la maglia numero 7 Mura, lo scambio 3-2, avanza ancora l'Atletico Uri. Attenzione perché c'è adesso il Carbonia che sta per compiere un po' un pasticcio all'altezza propria del rigore, ma poi spazzano con Cordedu, pallone diventato a Meloni, finisce a terra l'attaccante del Carbonia, calcio di punizione all'altezza della fascia all'interno del cerchio di centrocampo per Sodalizio Minerario che può avanzare con l'ottimo lavoro di gambe ad opera di Gassamà che appoggia verso Meloni, tiro! La palla che sfiora il palo con Meloni che ha calciato col destro, la palla indirizzata sul primo palo, probabilmente deviazione ad opera di un difensore della formazione di casa che ha spedito leggermente il pallone a fondo campo con Meloni vicinissimo al gol del 3-1, mentre chiaramente qui continua incessante la pioggia, calcio dalla Basittina per la formazione mineraria, parte lo schiovente in aria, stacca di testa, Galetto, gol del Galetto, bellissimo! Ha staccato di testa e ha mandato il pallone a fil di palo